Sono risultato positivo al tampone fatto questa mattina, poche righe di conferma. Arturo Lorenzoni, candidato presidente del Veneto per il centro-sinistra, è positivo al Covid. Sto bene, continuerò la campagna elettorale da remoto con incontri in teleconferenza, aggiunge Lorenzoni. Cautelativamente devo stare a casa. La decisione di sottoporsi al tampone dopo la comparsa questa mattina di alcune linee di febbre, immediatamente sono stati annullati tutti gli appuntamenti del candidato presidente, compreso quello organizzato a Palazzo Moroni con il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti. Come richiesto dalle autorità sanitarie, invito tutte le persone che mi hanno incontrato nell'arco degli ultimi 5 giorni a rivolgersi agli uffici delle rispettive aziende sanitarie per sottoporsi a tampone, ha scritto Lorenzoni nel comunicato stampa che ha annunciato la sua positività al coronavirus. In queste ore frenetiche anche tra lo staff di Lorenzoni e i candidati delle varie liste si sta cercando di risalire e tracciare tutti i molteplici contatti avuti da Lorenzoni in questi ultimi giorni. Alcuni collaboratori sono già stati sottoposti a tampone, così come la moglie del professore risultata negativa. In tutto dovrebbero essere circa un centinaio i soggetti venuti a contatto con il candidato presidente. In base agli esami, Lorenzoni avrebbe una carica virale bassa, ha qualche linea di febbre, fanno sapere fonti a lui vicine, e si sente un po' stanco.